Rieccoci insieme, cari telespettatori. Adesso apriamo un capitolo con altri nostri ospiti graditissimi. Parliamo di celiachia anche nelle persone adulte, persone che hanno una certa età, la diagnosi come deve essere fatta, quindi quali sono gli esami che attestano effettivamente questa nuova situazione, questo nuovo stato, come va affrontata, quali sono le preclusioni alimentari, quali invece sono i limiti che possono essere adottati, ma insomma senza creare allarmismo, ma creando dei presupposti di conoscenza e di consapevolezza che sono molto importanti, soprattutto a chi vive, i familiari, amici, parenti o è a conoscenza di persone che hanno questo problema e che non lo vadano a precludere socialmente come persona, come individuo da un contesto di un rito che è quello di mangiare in compagnia, mangiare insieme, che è estremamente importante. Allora vi presento i nostri interlocutori. Abbiamo il piacere di avere qui con noi la professoressa Fabiana Zingoni, docente associato di gastroenterologia dell'Università degli Studi di Padova, membro del direttivo della Società Italiana di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva e della Società Internazionale per lo Studio della Malattia della Celiachia, presidente del Comitato Scientifico Regionale dell'AIC, cioè l'Associazione Italiana Celiachia della Regione del Veneto. Ben arrivata. Quindi anche dentro l'associazione, e questa AIC, Associazione Italiana Celiachia, ha anche il suo consigliere che è l'avvocato Daniele Segafredo, grazie di essere qui con noi. Buongiorno. Che ci racconterà che cos'è questa associazione, la valenza che viene ad avere e perché è importante anche che ci siano queste associazioni. Allora, cominciamo però come presupposti, perché non tutti sono a conoscenza, senza dubbio tutti sanno cosa vuol dire celiachia, no glutine, però a parte questo, a molte volte ci si ferma qui fin tanto che non si è coinvolti. Allora, dottoressa, innanzitutto, premessa, cosa vuol dire celiachia? E che cos'è? È una patologia? Di che tipo? È una patologia che interessa il piccolo intestino, quindi è un danno atrofico a carico del piccolo intestino, che è quella parte del tratto gastrointestinale che ci aiuta ad assorbire i nutrienti. Mi chiedo alla regia se abbiamo delle slide, se lei le vuole Sì, chiamare. assolutamente. Questo danno, questa enteropatia, così viene definita, viene indotta dal glutine, quindi nel momento in cui delle soggetti che sono geneticamente predisposti, questo è un punto importante, quindi c'è una parte genetica che predispone a questa patologia, quindi questi soggetti ingerendo il glutine causano questo danno a livello del piccolo intestino, quindi questo danno che comporta quindi un malassorbimento di conseguenza. Ecco, lei ha detto geneticamente predisposti, vuol dire che potenzialmente questa persona fin dalla sua nascita. I geni chiaramente sì, nascono con noi, però dobbiamo sottolineare che gli stessi geni che predispongono alla malattia celiaca sono posseduti da circa il 40-50% della popolazione, quindi avere quei geni non vuol dire essere necessariamente celiaci, c'è una predisposizione. Poi sappiamo che ci sono dei fattori ambientali. Il fattore ambientale che noi conosciamo è l'esposizione al glutine, quindi dal momento in cui veniamo svezzati e introduciamo il glutine nella dieta, in qualsiasi momento questi soggetti predisposti alla celiachia possono sviluppare la malattia, ma sappiamo altri che ci sono anche altri fattori ambientali di cui non necessariamente conosciamo proprio tutti i dettagli, che possono contribuire poi allo sviluppo, che può esserci a 2 anni al momento dello svezzamento, ma come prima diceva lei, ci può essere anche 80 anni, quindi la malattia si può sviluppare anche in tarda età. Per esempio, ci potrebbero essere molti, siccome in Italia c'è un numero ingente, molto importante di persone che soffrono di questo problema, e poi si va a vedere i numeri in altri paesi, in altre realtà molto meno, quindi potenzialmente anche, adesso non so se magari geneticamente ci sono delle differenze, questo è un problema scientifico, in Cina dove mangiano molto riso e magari meno pane e pasta come facciamo noi, ci potrebbe essere magari una predisposizione genetica, però non ingerendo glutine nelle nostre quantità potrebbero non sfociare mai questo problema, o no? Ci sono dei gruppi. No, è correttissima la sua osservazione. Diciamo che per essere celiaci bisogna introdurre il glutine, quindi sicuramente il pane, la pasta, il frumento bisogna mangiarlo, altrimenti la malattia non si sviluppa. Però ecco, da un punto di vista genetico non ci sono grosse differenze. Noi sappiamo ad esempio che in Europa la prevalenza si aggira intorno all'1%, che quindi una persona su 100 poi è celiaca, che è una prevalenza forse sottostimata, perché in realtà ci sono tante diagnosi che noi non conosciamo, quindi potrebbe anche crescere nel prossimo futuro. Quindi
Sicuramente il fattore ambientale, introduzione di glutine, è importante, ma sono più fattori a determinarlo, e la quantitativo non necessariamente compromette, anche se io mangio pochissimo glutine comunque posso sviluppare la malattia. Ah, quindi non c'entra la quantità? Non necessariamente c'entra la quantità. Lei ha detto un fattore genetico, quindi ecco qui vediamo l'esemplificazione anche cosa vuol dire questo glutine. Ecco, diamo due spiegazioni. Sì, il glutine è una miscela di proteine, quello che vedete è il chicco del grano, dove appunto sono contenute delle proteine che nel momento in cui vengono mescolate, impastate, creano questa rete che appunto fa crescere l'impasto. Quindi noi dobbiamo immaginare il glutine come qualcosa che aiuta a crescere l'impasto quando lo mettiamo nel forno, e quindi dobbiamo innanzitutto sottolineare che l'aspetto nutrizionale in realtà non c'è, è soltanto una questione di palatabilità del cibo che poi viene ingerito normalmente. Però è una proteina. È una proteina, ma senza insomma ruolo di tipo nutrizionale. Quindi nel momento in cui non viene sottratto dalla dieta, i nostri pazienti celiaci non devono aver paura che gli stiamo sottraendo qualcosa di essenziale per la loro alimentazione. Quindi non va a compromettere l'apporto proteico, che è molto importante per i muscoli, per la struttura, eccetera, quindi questo diventa determinante. Stavamo dicendo appunto della predisposizione genetica, vuol dire che nella famiglia tendenzialmente c'è un aumentato rischio di celiachia. Se noi sappiamo che, come dicevo prima, all'incirca l'1% della popolazione è celiaca, nei familiari di primo grado questo rischio aumenta di 10-15 volte, quindi la prevalenza nei familiari di primo grado è di circa 10-15%, tant'è che noi raccomandiamo ad ogni paziente celiaco di far fare uno screening ai familiari, indipendentemente dalla presenza di sintomi, perché anche essere asintomatici non vuol dire non essere celiaci, quindi tutti i familiari devono fare lo screening per la celiachia. E quindi qua spieghiamo perché, chi sono? Beh, noi generalmente li raccomandiamo assolutamente ad entrambi i genitori o fratelli e sorelle lì dove ci sono, anche se comunque noi sappiamo che l'aumentato rischio è anche un po' più distante, quindi anche i cugini potrebbero essere ad aumentato rischio, cioè lo sono ad aumentato rischio perché comunque c'è una componente genetica che li coinvolge. Quindi si dovrebbe e si consiglia di coinvolgere i familiari che chiaramente vogliono, perché talvolta ci dicono che poi i soggetti rifiutano, di sottoporsi al test sierologico per la celiachia. Bravissima, e qua siamo arrivati al dunque. Dopo coinvolgerò anche lei, avvocato, perché lei tra l'altro è coinvolto direttamente, lo possiamo dire, perché almeno è una testimonianza operativa di chi ha scoperto più in là nel tempo, e quindi questo è molto significativo. Però volevo chiedere a lei quali sono gli esami, siccome adesso tutti fanno i cerottini, provette, e si scopre che si è intolleranti a tutto, non si può mangiare niente, e tanti scoprono che con questi provette strane sono intolleranti al glutine. È così? Assolutamente, la ringrazio per la domanda, perché ci tengo molto a questo punto. È importante fare i test corretti per la celiachia. I test per la celiachia sono test sierologici, quindi che si fanno col prelievo di sangue, e la ricerca degli anticorpi antitrasglutaminasi IgA associata alle immunoglobuline IgA totali. E chiaramente questa è una prescrizione medica, che sarà il medico a cui il paziente si rivolge a prescriverlo, però questo per sottolineare che sono solo questi test a poter definire se si è celiaci o meno. Quindi lasciamo via tutte le credenze dei test di intolleranze alimentari, che purtroppo sono molto diffusi, perché quelli non possono assolutamente attestare, in generale non possono definire intolleranze, ma soprattutto non possono dire che si è celiaci. La gastroscopia può essere anche utile per vedere un successivo, cioè basta solo questo esame? No, questo è il primo step. Questo è il primo step, quindi lì dove poi c'è la positività nella popolazione adulta, perché poi c'è una differenziazione da fare necessariamente, nella popolazione adulta la conferma della diagnosi deve essere fatta attraverso delle biopsie di quel piccolo intestino che prima dicevo che viene danneggiato dal glutine. Quindi test sierologici, se positivi, si procede con la gastroscopia per eseguire queste biopsie che poi danno la conferma della celiachia. Punto importante, aspettiamo di terminare tutto l'iter prima di iniziare la dieta, altrimenti rischiamo di compromettere tutto. Ulteriore punto importante, se mi permette, è che nella popolazione dei bambini è cambiato qualcosa ormai da più di 10 anni, perché lì dove quei test che vi ho detto si richiedono sono molto alti, associati ad un ulteriore test, possono evitare nei soggetti, nei bambini prima dei 18 anni, l'esecuzione della biopsia. E su questo punto in realtà noi ci stiamo lavorando, la ricerca sta lavorando affinché
questa modalità di azione possa essere spostata anche nella popolazione adulta, e questo probabilmente nel prossimo futuro lo vedremo applicabile, ma per ora la conferma della diagnosi nell'adulto necessita del test sierologico più la biopsia intestinale. Ci sono diversi livelli di compromissione dell'intestino, di questi villi intestinali? Allora, c'è il danno atrofico, quindi i villi che normalmente sono deputati all'assorbimento sono danneggiati. Questo è una prerogativa nella stragrandissima maggioranza dei pazienti celiaci. Il danno può essere più o meno esteso, però questo non fa sì che un celiaco è meno celiaco di un altro. Sono tutti celiaci e tutti devono iniziare la dieta senza glutine. Però potrebbe esserci livelli diversi di danno. La sintomatologia può essere diversa. Noi abbiamo un grosso bagaglio sintomatologico, abbiamo pazienti che hanno diarrea, perdita di peso, malessere, pazienti che hanno soltanto un po' di gonfiore addominali, pazienti che sono assolutamente asintomatici e che scoprono perché il fratello o la sorella è celiaco. Molto frequente è quando si ha il ferro basso, quindi per definire perché ho il ferro basso, una delle cause più frequenti è proprio la celiachia, e talvolta ci sono delle patologie associate alla malattia che sono un gruppo di pazienti che hanno un aumentato rischio di malattia. Facciamo un esempio: ho una patologia autoimmune della tiroide, che è la tiroidite di Hashimoto. Quei soggetti sono a un aumentato rischio di celiachia, quindi pur se non hanno sintomi gastrointestinali o altro devono essere testati per la malattia celiaca. Aspetta, quindi bisogna stare anche veramente attenti. Bisogna conoscerle, non è una malattia solo del gastroenterologo, tutte le specialità devono conoscere la malattia celiaca, assolutamente. Adesso entriamo anche quindi alterniamo un po'. Lei l'ha scoperto tardi? Sì, io l'ho scoperto a 26 anni, nel 2014, di essere celiaco, e fino al giorno prima mangiavo come sempre pasta, pane, la classica dieta mediterranea abituale di una persona, e mi è stata diagnosticata proprio perché da donatore di sangue mi avevano trovato la ferritina bassa, il valore della ferritina bassa. A quel punto con sospetto hanno svolto le analisi, quindi le IgA e le IgG, per verificare la presenza o meno del valore o quale fosse il valore. Riscontrato che il valore era superiore ai limiti indicati, ho fatto la gastroscopia al duodeno, così appunto mi avevano detto all'epoca, e avevano riscontrato la presenza di villi, nel mio caso, che erano azzerati, quindi era, per come viene definito in ambito medico, come mi aveva spiegato il dottore all'epoca, era il terzo livello, ma appunto non che cambi l'essere o meno celiaco o la gradazione della celiachia, una compromissione importante, ma il momento in cui si è intervenuti, cioè praticamente il livello era già, i villi erano già consumati. Ma lei non aveva sintomi? No, l'unico sintomo ex post che si può ricondurre era la stanchezza, diciamo, cronica, nel senso ero più stanco del normale, ma da questo ad arrivare ad indicare la presenza della celiachia non è stato così immediato, ecco. E una volta modificata la dieta, passato a mangiare senza glutine, si è, tra virgolette, aperto un nuovo mondo, ho trovato molta più energia, molta più... Dopo quanto tempo? Ma già dall'inizio comunque ho sentito un miglioramento. Dopo alcuni mesi mi sono ritrovato ad avere molta più energia nell'affrontare la vita quotidiana. Quindi hai riscontrato un beneficio? Assolutamente, sia a livello di concentrazione che a livello di proprio energia fisica da applicare durante la quotidianità. Adesso chissà quanti che ci stanno ascoltando e cominciano a dire: mamma mia, anch'io mi sento stanco, io sono celiaco, ma come dice la dottoressa, non ci interviamo a fare gli esami, non ci si può mettere da soli a diete prive di glutine. Perché? Perché comunque se una persona è sana non è il caso che assuma cibo deglutinato, anche perché insomma ha un costo, dopo parleremo anche di valori economici. Ma anche perché se poi si inizia la dieta non si può più scoprire se si è celiaci o meno, perché Bravissima. Nel momento in cui si toglie il glutine i test diagnostici non hanno più senso, quindi test diagnostico fatto prescritto dal medico. Dal medico e prima di iniziare qualsiasi dieta. Perfetto. Lei è tra l'altro consigliere dentro questa associazione. Faccio parte del nuovo consiglio direttivo che è stato nominato ad aprile, il 7 aprile di quest'anno, rimane in carica fino al 2027, è consiglio direttivo dell'Associazione Italiana Celiachia Veneto. Infatti abbiamo anche una slide, eccola qua. Esatto. Che cos'è? L'Associazione Italiana è innanzitutto un'associazione che è sorta a livello nazionale nel 1979 e poi si è trasformata in una federazione i cui componenti sono 21 associazioni, praticamente un'associazione per ogni regione,
Quindi a caratura regionale, esatto, a caratura sostanzialmente. regionale, sono delle associazioni appunto i cui membri tendenzialmente sono persone celiache o familiari di persone celiache, può essere per esempio i genitori rispetto ai bambini a cui è stata riscontrata la celiachia. L'obiettivo dell'associazione è quello di creare un'inclusività nel territorio, far sì che le persone celiache non vengano considerate diverse dalle altre persone. Questo è quello che cerchiamo di fare anche noi facendo informazione. Esatto, questo viene fatto attraverso dei progetti specifici che sono la punta di diamante dell'associazione stessa, tra cui c'è l'alimentazione fuori casa, ossia la possibilità di avere una ristorazione che permette di avere un menù senza glutine, un menù dove le persone celiache possono trovare gli alimenti tipici della singola regione, gli alimenti tipici oppure la pizza, quegli alimenti che altrimenti non potrebbe mangiare perché sono preclusi vista la presenza. Nella nostra dieta mediterranea noi sono tantissimi. Esatto, dopodiché per aumentare e sensibilizzare ancora di più questo aspetto inclusivo, l'associazione ha sviluppato degli ulteriori diversi programmi che vengono realizzati soprattutto nell'attività scolastica. Per esempio uno è la celiachia QB, ossia celiachia quanto basta, che viene applicata e viene attuata all'interno di quelli che sono gli istituti alberghieri. Poi c'è il progetto In fuga dal glutine, che viene svolto nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie. Anche questo serve per sensibilizzare i bambini alla presenza al fatto che alcuni bambini possono essere celiaci e quindi hanno delle necessità di mangiare dei prodotti specifici, senza che ciò comporti un mettere da parte questi bambini che appunto hanno queste necessità alimentari. È stato sviluppato anche il Ciao ti presento celiachia, un altro progetto sempre all'interno delle scuole, soprattutto nelle scuole secondarie inferiori, e in questo caso sono stati fatti dei video racconti, delle video ricette, sono state fatte delle attività volte a unire, a sensibilizzare, perché alla fine quello è l'aspetto principale, la sensibilizzazione. Dopodiché in concerto con la Regione, sempre l'associazione è riuscita a fare ulteriori progetti, tra quali Viaggi tra sapori e culture, che è un progetto nuovo fatto quest'anno, e mentre nel 2020 ha fatto Celiachia 2.0 Nuovi Orizzonti, che è appunto un altro progetto sempre realizzato in rapporto con la Regione, con cui si è creata questa volontà di utilizzare degli sportelli per i giovani under 30, dai 18 ai 30 anni, per confrontarsi nell'entrare nel mondo della celiachia, delle video ricette appunto. Un ultimo progetto che mi permetto di raccontare è Celiachia i primi passi, che è un opuscolo che viene consegnato dai centri diagnostici ai centri diagnostici, con cui si cerca di aiutare le persone in quello che può essere definito un salto nel vuoto, soprattutto se la celiachia viene riscontrata in un'età adulta, perciò non ci si è creati quell'abitudine sin da bambini che si mangia senza glutine, ma si passa da una dieta mediterranea, una dieta magari basata anche sul glutine, e improvvisamente ci si ritrova a dover mangiare senza glutine. Questo sicuramente va a far perdere la bussola alla persona, nel senso che si trova disorientata, e appunto questo opuscolo, i primi passi, aiuta questo passaggio per far capire che intanto la persona non è sola, ma poi appunto va ad aiutarla a scegliere l'alimentazione, ma anche a comprendere come relazionarsi con il nuovo alimento. Assolutamente. Tra l'altro qua voi avete anche delle pubblicazioni interessanti, ma in una emergono dei dati che fanno riflettere, perché in Veneto diagnosticati al 12-2022 16.649 nuovi casi di celiachia, esatto. Tra cui tantissime donne, perché 5.065 uomini e 11.584 donne.
Esatto. Dottoressa, come mai questa differenza? Il rapporto donne-uomini è assolutamente a sfavore in questo caso delle donne, esatto. Nel senso che il rischio di celiachia, ma in realtà un po' tutte le patologie immunomediate, quindi dove c'è un aspetto immunologico alla base, il rischio è maggiore nel sesso femminile, e nella celiachia il rischio è 2,5 volte superiore nel sesso femminile rispetto al maschile, agli uomini, quindi avere più donne è quello che noi ci aspettiamo. Quindi non vanno presi in giro, vabbè, se non lo fa per moda, non è una moda o cosa, perché tanti appunto usano questo strumento qua. Quello che mi colpisce è questo, che la mission dell'associazione, quindi però che dell'intervento scientifico, è di permettere alle persone affette da celiachia e dermatite erpetiforme di vivere in modo sereno senza penalizzazione alcuna nella vita privata, nel lavoro e in ogni altro contesto sociale. Perfetto, perché alla celiachia abbina la dermatite erpetiforme. La dermatite erpetiforme, e che cos'è? La dermatite erpetiforme in realtà è una rappresentazione cutanea della malattia celiaca, e lì dove la malattia si presenta con delle eruzioni cutanee che sono molto pruriginose in dei punti particolari del corpo, cioè, e comunque è indotta dal glutine, quindi per esempio ai gomiti, dietro al collo, a livello del gluteo, e molto spesso viene mascherata, o comunque ci sono false diagnosi di psoriasi perché l'aspetto può essere simile, in realtà è anche questa indotta dal glutine, quindi anche la terapia della dermatite erpetiforme è data dalla dieta senza glutine. Il paziente con dermatite erpetiforme deve essere comunque sottoposto agli stessi, la diagnosi si fa ugualmente con la stessa sierologia. È una manifestazione di questo problema? In realtà può essere vista come una manifestazione della malattia celiaca, talvolta però perché viene un po' differenziata da una semplice anemia o da altro, perché io posso avere il danno cutaneo ma non avere il danno intestinale, quindi o gli anticorpi in circolo o soltanto il danno espresso a livello cutaneo. Faccio la biopsia perché poi tutti si sottopongono alla biopsia intestinale e il mio intestino è sano, può essere malato ma talvolta può essere sano, però questo non rende la dieta meno importante, perché la dieta resta la terapia anche della dermatite erpetiforme. Anemia mediterranea ha qualche connessione con... Parliamo di emoglobina bassa, quindi in questo senso, ma non c'è una correlazione con la malattia celiaca. Assolutamente, perché ci sono in certe zone del nostro paese dove si sviluppa questa cosa qui. È una forma genetica completamente differente. E però scoprono che magari i bambini poi soffrono. Ma perché probabilmente fanno test per l'anemia e quindi poi tra questi cercano la celiachia. A questo proposito, ho detto moltissime donne, può essere compromissivo per una gravidanza il fatto di scoprire di avere questo problema, o di scoprirlo magari successivamente, dopo che una volta uno ha avuto un bambino, però intanto ha avuto tutta la gravidanza mangiando pane, pasta, tutto quello che poteva mangiare, fa gli esami del sangue, il ferro risulta ancora basso inspiegabilmente, e poi viene a scoprire che c'è la celiachia. Assolutamente, noi possiamo rassicurare i nostri pazienti celiaci che possono avere bambini, non ci sono problemi in termini di gravidanza. È chiaro che se parliamo di una malattia non diagnosticata con un bagaglio poi sintomatologico importante, sono anche i sintomi, le compromissioni, il malassorbimento che ne può conseguire a poter dare dei problemi anche in termini ginecologici. In linea generale, in ambito ginecologico, anche il rischio di infertilità è un qualcosa che viene studiato, ci sono anche degli studi in merito con risultati un po' contrastati, cioè alcuni studi dicono che c'è un maggior rischio di infertilità, altri in realtà negano questo rischio. Sicuramente uno degli esami che viene fatto in caso di infertilità è anche la ricerca della celiachia, perché un po' questa idea c'è. Sia maschile che femminile? Sia maschile che femminile, perché potrebbe essere una delle cause, però ecco, il rischio realmente aumentato è ancora messo in discussione in ambito... Ci sono studi in corso, però è chiaro che per esempio quello che viene suggerito generalmente, come quello che suggerisco io, è che se io scopro di essere celiaca in un momento in cui non ho ancora bambini, cercare di procrastinare di qualche mese, meglio un anno, l'idea di avere una gravidanza, in modo che l'intestino abbia il tempo di mettersi a posto, di negativizzare gli anticorpi e affrontare la gravidanza con tranquillità. Certo, informazioni che vengono date, quando parliamo di un'associazione tante volte pensiamo a persone volontarie che fanno volontariato, che danno una mano, che consigliano, che supportano,
c'è questo nella Allora, NAICI? l'associazione, la nostra associazione si fonda principalmente sul volontariato, perché ovviamente è un'associazione senza scopo di lucro e si basa appunto sul volontariato delle persone che partecipano a quelli che sono le manifestazioni, che creano i banchetti senza glutine, dove per esempio nelle corse, nelle marce, nelle maratone dove presenziano distribuiscono anche dei prodotti senza glutine. È un'associazione basata sul volontariato, anche sotto l'aspetto di quel progetto alimentazione fuori casa di cui parlavo prima. Infatti i tutor per la maggior parte sono dei volontari che seguono uno specifico corso che gli permette poi di presenziare ed effettuare quelli che sono i controlli sui locali, in modo tale da poter continuare a garantire quella che è un'alimentazione, un menù senza glutine presente all'interno di questi locali che appunto hanno il marchio dell'Associazione Italiana Celiachia e dell'alimentazione vuol dire fuori che hanno casa. la cucina con la parte distinta? Hanno la cucina in cui vengono fatti dei controlli effettivi sia sugli ingredienti, tra l'altro in Veneto viene fatto il controllo, viene certificato il controllo su qualsiasi tipo di ingrediente viene utilizzato all'interno della cucina, perché anche possiamo dire che il glutine, tra virgolette, si nasconde anche negli ingredienti di cui non pensiamo. C'è un ABC del senza glutine, dove ci sono indicati quelli che sono gli ingredienti che sono naturalmente privi di glutine e che non rischiano nemmeno di avere una contaminazione, e poi ci sono gli ingredienti assolutamente vietati, e poi diciamo quel semaforo giallo ci sono quegli ingredienti che sono lavorati o possono essere contaminati perché vengono prodotti in zone di produzione che possono venire a contatto con alimenti che contengono glutine, perciò appunto devono riportare quella che è la dicitura, la scritta senza glutine, che viene regolamentata in ambito europeo. Per quanto riguarda l'aspetto del volontariato, come dicevo, l'associazione si fonda su quello che è il 5 per 1000 e su quelli che sono le quote associative, tanto per fare un'indicazione rispetto a quella che è la presenza di celiaci che ha letto prima, cioè le 16.000 persone all'incirca all'interno del Veneto che sono state diagnosticate celiache, in questo momento sono associati all'incirca 1.800 persone. Quindi sì, si fonda sul volontariato e c'è anche comunque una volontà da parte dell'associazione a sensibilizzare questo aspetto e la possibilità di avere dei volontari che possano aiutare l'associazione stessa. Perfetto, torniamo su questi temi, parliamo ancora di questo problema anche con la dottoressa, ci sono delle domande, alcune mutuate da vostre mail che ci avete scritto. Subito dopo la pubblicità, restate sul 19, tra poco.